Allora, stiamo parlando di precarietà. Io vorrei sentire anche Alessia Palma dell'UDU, cioè gli studenti, studentessa, giusto? Studentessa, sì. Di che cosa? Chimica. A che anno? Sono al terzo. Terzo anno, quindi ancora Sì, davanti sì. Quanto tempo? Ancora 2 anni della magistrale ci sono, più finire. Quindi ancora un po' di lavoro, nel mezzo del cammin della tua vita universitaria. Esatto. Come vedi il mondo del lavoro dal punto di vista di chi ancora sta studiando, delle opportunità che un domani potrebbero esserci? È allettante per tutta questa serie di ragioni oppure a questo punto bisogna già andare oltre confine a guardare qualcosa oltre? Beh, sicuramente mi fa un po' paura il mondo del lavoro, soprattutto in quanto donna, perché come abbiamo visto, seppur ci sia stato un miglioramento sicuramente rispetto agli scorsi decenni, ancora la disparità di genere è tanta, sia nel tipo di assunzioni, perché abbiamo visto che le donne vengono assunte maggiormente in part-time, che può essere dovuto a varie ragioni, sicuramente è un dato da analizzare, ma sia per magari il datore di lavoro che preferisce prendere una donna in part-time, sia per le donne che sono costrette alla fine a scegliere quello per i motivi che ha detto lei prima, ossia se nel nucleo familiare c'è una delle due parti che guadagna più dell'altra e bisogna fare una scelta, è normale che chi guadagna meno, quindi le donne, perché come sappiamo c'è un gap salariale, sia quella che si dedica al lavoro di cura, che spesso è invisibilizzato alla fine il lavoro di cura della famiglia, della casa, perché alla fine fare la casalinga è un lavoro anche se non è retribuito e di conseguenza per forza c'è bisogno che una delle due parti in una coppia sacrifichi qualcosa, anche se non è giusto, ovviamente. In più ovviamente c'è il gap salariale che è dovuto sia al tipo di lavori che vengono assegnati alle donne, perché la maggior parte delle posizioni apicali, delle posizioni dirigenziali sono assegnate agli uomini alla fine, e anche all'interno dell'università si può vedere questa cosa. Quindi riscontrate anche questo all'interno dell'università, le posizioni accademiche? Esattamente, poi sicuramente a Padova siamo fortunate perché abbiamo la Mapelli, che è la prima rettrice donna dell'Università di Padova, che ha fatto un grande lavoro in questi termini, comunque anche in collaborazione con noi. È stato istituito il progetto Unire, è stato aperto lo sportello di ascolto per le violenze all'interno dell'università, quindi anche dei corsi di formazione per i docenti e il personale, che sicuramente sono dei passi avanti di cui andiamo molto fieri, però non è sufficiente ovviamente, perché guardavo giusto stamattina il bilancio di genere dell'Università di Padova e comunque si vede che nonostante le donne siano la maggior parte delle studentesse, poco più del 50%, poi nei ruoli di dottorande, assegniste e soprattutto professori ordinari e professori associati, la maggior parte rimane uomini effettivamente. Ma perché c'è una difficoltà ad assurgere a certi livelli o fare un percorso di crescita professionale, accademico che si voglia, oppure perché le donne preferiscono scegliere già sin da subito altre strade, secondo te? E quindi lì bisogna dire, come è stato fatto anche una campagna di sensibilizzazione nei confronti per le donne delle materie STEM, che danno grossissime opportunità, per le quali le donne anche riescono anche molto bene perché si impegnano veramente tanto, va fatta la stessa una campagna per dire impegnatevi anche in questi percorsi, cioè che qual è un po' anche la matrice della base? Secondo me c'è una serie di fattori che va considerata, sicuramente il fattore culturale per le quali alle donne viene insegnato che devono assumere ruoli più di cura e quindi scegliere una laurea piuttosto che un'altra, perché alla fine se vediamo sempre i dati di UniPD sul numero di studentesse e di studenti nelle varie lauree, vediamo che nelle aree STEM c'è una carenza di donne rispetto a lauree più umanistiche, magari che per esempio a ingegneria ci sono ovviamente meno donne rispetto agli uomini, rispetto ad altre lauree. Quindi c'è ancora un gap sostanzialmente. Quindi c'è ancora un gap sicuramente, questo sì, anche nelle scelte personali per un'impronta proprio culturale,
però c'è anche proprio un'impossibilità nel raggiungere determinati ruoli, perché per quanto una donna si possa impegnare ci sarà sempre una difficoltà in più rispetto ad un uomo a parità di bravura. Leggo un attimo un messaggio che è arrivato. A questo punto, visto che le donne sono più pensionate, che interesse c'è nel livellare il loro stipendio con quello degli uomini? Alla fine lo Stato si troverebbe un esborso pensionistico molto più elevato, visto che ha già difficoltà a mantenere le attuali pensioni. Beh, di fatto è così. Beh, insomma, io penso che non c'è una questione di interesse da parte dello Stato, cioè che ecco, è giusto, perché lo prevede anche la nostra Costituzione, noi siamo uguali, no? E quindi sia uomini che donne, e quindi è corretto che ci siano le stesse opportunità e che a fronte, appunto, ce lo sta spiegando benissimo Alessia, no? Studiano tanto, devono avere la possibilità di poter accedere, perché poi sono i contributi, no? Noi abbiamo un sistema per cui sono i contributi attuali che pagano le pensioni attuali, no? E qui, anche qua, apriremo un bel capitolo, insomma, no? Se non ci sono i contributi, certo che mi mancano, insomma, il nostro sistema è così, è fatto in questo modo, quindi è corretto che sia data la possibilità a tutti e quindi anche alle donne, tra le altre cose. Nel 2025 stiamo ancora a parlare di differenze di genere, che vergogna, non per voi ma per questa nostra classe politica bassissima. Di fatto, problema di differenza di genere, è logico parlarne anche in un contesto di giovani come voi? Ha senso? Certo, perché oltre ai dati pratici, ai dati salariali che sono chiari alla luce del giorno, insomma, che ci sia una differenza anche a livello umano, ci sono molte differenze ancora sul trattamento che viene riservato alle donne virtualmente in tutti gli ambiti della vita, ma soprattutto sul lavoro o nella carriera universitaria. Comunque le dinamiche, diciamo, da corridoio, come le chiamiamo, esistono ancora. La battutina sessista che ti viene rivolta, il poco rispetto che ti viene rivolto rispetto ad un tuo collega uomo che ha lo stesso da parte livello. Di chi? Da parte di chi? Da parte ovviamente soprattutto di uomini, però non solo, perché alla fine la cultura patriarcale è una cosa che permea la nostra società e permea tutti, cioè non solo gli uomini chiaramente. È una responsabilità collettiva combattere questo sistema, ovviamente ognuno nei modi più opportuni rispetto al ruolo che ricopre, sia di genere ma anche di un ruolo dirigenziale o banalmente un ruolo di docente piuttosto che di studente, però tutti possono fare qualcosa in questi termini e alla fine nella vita di tutti i giorni ci viene ricordato che alla fine noi valiamo sempre un po' meno rispetto ai nostri colleghi maschi, purtroppo. Questo è un dato di fatto. Ma questi studi, queste grafiche che avete presentato, che presentate ovviamente vengono trasmessi anche ai politici e loro che dicono? I nostri politici li sanno già, perché come dicevo, adesso questi sono dati raccolti da noi, ma ho qui un articolo poi tra le altre cose recente di Repubblica dove commentava la relazione che fa l'INPS. Quindi non siamo noi sindacalisti ma insomma lo Stato lo sa che esiste questo. I nostri politici dovrebbero... Guardate, io mentre parlavate facevo dentro di me questa riflessione che può sembrare banale. Ma noi abbiamo incrociato nella nostra vita da sindacaliste strutture che facevano firmare le dimissioni in bianco alle donne in caso fossero rimaste incinta. No? Le facevano, se no non ti faccio il contratto. E le donne erano costrette a firmarlo, cioè loro stesse firmavano pur di avere. Quindi, e questo perché? Perché è terribile questa cosa. Non può essere che uno Stato veda, insomma, dei datori di lavoro o comunque una società, veda il fatto che una donna resta incinta come una perdita economica per quel paese. Questo è aberrante, perché quando quando una coppia decide di fare un figlio, io dico, ma è una perdita? O non è invece un investimento per quella coppia, per quel paese? E quel figlio, quindi quella maternità che tanto incide, no, in queste benedette
risorse economiche, ma quel figlio è un fatto privato di quella coppia, per cui tutto deve stare sulle sue spalle, o non è anche un po' un fatto pubblico? Io dico, per me è anche un fatto pubblico, perché quella coppia sta mettendo al mondo il cittadino del futuro, il cittadino del domani di questo paese. Quindi dobbiamo farcene carico tutti. Questo è un esempio, ma io ci tengo a farlo, non perché io voglio che tutte queste ragazze facciano figli, no, faranno quello che vorranno, non importa. Ma deve cambiare il paradigma per questo fatto e per tutti gli altri che ne vanno appresso. Certo, siamo in chiusura. Alessia, in base anche a tutta l'attività che voi svolgete, eccetera, come Unione Udue, cosa vi sentite di consigliare? Alla classe politica? Sì, oppure anche ai coetanei e alle coetanee, perché anche questo è un po' un discorso che tante volte si parlava di accettare certe condizioni che vengono imposte, oppure progressivamente di adottare un certo tipo di linea di comportamento. Se mi dai un certo tipo di condizioni, mi fai firmare le dimissioni, eccetera, io me ne posso andare anche via. Cioè, certo. Perché ho visto che i giovani sono anche molto più determinati rispetto a una volta. Certo, ovviamente consiglio alle donne di farsi valere in ogni ambito possibile, di non farsi fermare da queste dinamiche, anche se mi rendo conto che è comunque un privilegio che non tutte le persone hanno, e quindi il mio appello va soprattutto agli uomini di farsi una valutazione, insomma, di come vedono che vengono trattate le donne attorno a loro, nella loro vita, e di fare il possibile perché questa cosa cambi. E il mio appello va ovviamente anche alla classe politica, perché, come dicevamo, ad esempio ci si lamenta della decrescita demografica, però poi non si fa effettivamente nulla di concreto se non dei sistemi di bonus per garantire alle donne la stabilità economica e sociale necessaria a poter decidere di avere una famiglia, perché molte magari lo vorrebbero anche ma non possono per motivi economici. Quindi ovviamente la scelta deve essere personale, ma deve essere effettivamente libera. Quindi è ovvio appunto che le donne devono scegliere il meglio per loro, che alla fine è il meglio anche per la collettività, però devono essere messe in grado di poter fare questa scelta. E farla con consapevolezza, perché se una persona cerca un part-time, lo accetta e non lo voleva, un domani avrà una pensione molto bassa. Certo, le famose pensioni del domani. Esatto, per questa è un'altra cosa importante, cioè può essere comodo perché è una maggiore gestione sotto certi profili della vita. Ma insomma sono investimenti per il futuro, c'è poco da fare, insomma io dico sempre, come dicevo prima, certo se sei una mamma hai bisogno, o che insomma hai un bambino piccolo, stai meglio con il part-time ovviamente, no? Però ecco, attenzione. Attenzione che la vita è lunga e arriva. E le donne vivono tanto, per fortuna. Le donne vivono di più, anche questo è un aspetto. Allora, io ringrazio naturalmente Alessia, è stata qui con noi, ringrazio Ivana Fogo di aver partecipato, di averci sensibilizzato su queste questioni e anche allertato, perché poi è bene fare sempre delle considerazioni in proiezione, anche se una persona è giovanissima, ancora studia, però fare delle considerazioni anzitempo è meglio. Avete visto le sedi dello Spicigelle dove andare anche per farsi controllare la pensione. Molte donne è bene che vadano, perché tante volte ci sono dei diritti che non avete richiesto perché sono inespressi e si trasformano in tanti soldi che non avete ricevuto, quindi fatevi controllare la pensione. Alla prossima.